Stai attento, guarda. Ti avvicini. Vedi? Tenta le pinzate. Hai visto? Bravo. Una bella vedi? forza. Succede da sempre nell'umanità, no? Arrivano queste specie animali che cambiano l'assetto naturale dei territori. Questo granchio blu è un predatore che non ha predatori a sua volta, quindi è tutta un'economia secolare che in pochi anni rischia di essere messa in ginocchio. Adesso siamo in questa stagione qua, praticamente se ne cattura tonnellate, cioè le ultime reti che mi avevo posizionato, avevo messo 4 nasse e ne catturavo dai 40 ai 50 kg al giorno. Sono tantissime, bisognerebbe, per sapere quante sono, prenderne un pezzettino, contarle, ma sono centinaia di migliaia. Sono tutti pesci provenienti da altre parti del mondo, arrivati qua anche a causa della nostra attività di overfishing e a causa del cambiamento climatico. Quindi possiamo dire che in fondo è sempre colpa nostra in qualche maniera. È sicuramente sempre colpa nostra. Allora, ci troviamo nel tratto che va da Altino alla zona della Venezia nativa. La zona della Venezia nativa è quella di Torcello, Burano e Mazzorbo, che sono le isole che hanno dato i natali a Venezia. Non tutti sanno che la Venezia attuale è la nuova Venezia, se guardiamo la storia nell'arco di 1000 anni. Infatti 1000 anni fa Venezia non era dove è adesso, ma era a Torcello, Mazzorbo e Burano. Pensate che Mazzorbo significa Maiurbum, deriva da Maiurbum che significa città maggiore, quindi era la zona dove abitava la maggior parte degli antichi veneziani. Oggi a Mazzorbo abitano solo 260 persone. A Torcello, che è l'isola che ha dato i natali al primo doge e anche alla prima basilica di Venezia, che tuttora vi consiglio di visitare, oggi vivono 9 abitanti. Burano si mantiene l'isola più popolata della Venezia nativa con 2700 abitanti, anche se questi abitanti negli anni 70 erano 20.000. Quindi siamo in un territorio in questo momento che ci porta dalla terraferma alla Venezia storica nativa, ed era questo tragitto che facevano gli antichi veneziani quando si trasferivano da terraferma a Venezia. Io ho cominciato con mio papà a pescare, avevo 6 anni che sono salito in barca e nel 52 sono ancora in barca. Già all'epoca che c'erano i sentori che questo lavoro sarebbe stato, cioè con l'avanzare degli anni che io sarei andato morendo. Tenere presente che fa questo lavoro qua, che tengo a sottolineare sta roba che sei qua, perché non tutti i pescatori sono uguali. Allora, questo lavoro che sei qua è il lavoro più antico che è rimasto in Laguna Nord. Siamo rimasti in 19 in tutta la Laguna Nord che fa la raccolta del granchio verde, diciamo, no? E non che sia comunque un cambio generazionale, perché appunto è un mestiere è troppo duro e non che sia più i guadagni necessari per poter dire faccio questo tipo di vita, perché comunque noi altri quando che siamo con le reti posizionate non esiste sabati, domeniche, pioggia, vento, nebbia, noi altri dobbiamo uscire per forza di cose. La nostra fonte di reddito primario rimane sempre comunque il granchio da moecca. Se ne vede ancora, però bisogna vedere la stagione prossima, perché comunque non si aveva mai verificato un aumento così esponenziale del granchio blu. Logicamente non si può fare nulla a meno che non si vada tramite di investitori a costruire delle strutture che comunque possa lavorarlo. Questa è l'unica soluzione che c'è. Dopo che verrà fatta delle catture di massa e speriamo che magari avendo le strutture adatte per poterlo lavorare comunque si riesca a debellare, ma non è una cosa che si può debellare, perché comunque la femmina di questa tipologia di granchio fa 2 o 3 volte uova all'anno, su un anno, al contrario della nostra femmina del granchio normale verde che abbiamo qua che la fa una sola volta all'anno, e di conseguenza se troviamo a una crescita esponenziale ogni mese che passa, non ogni anno che passa. I granchi sono molto presenti in tutta la laguna veneta. Noi abbiamo un pescatore che ce ne ha portati una grandissima quantità, quindi in realtà è il prodotto più presente nelle reti dei pescatori che non trova mercato, quindi per quanto mi riguarda
ho pensato di acquistargliene il più possibile, compatibilmente alla mia possibilità di stoccaggio. C'è una differenza, diciamo, nel gusto, che è più dolce sicuramente. Forse c'è una differenza anche nella polpa, che io penso sia più cremosa. Quindi in realtà delle cose positive, non possiamo dire che non sia un buon prodotto, non ci sia andata tutto sommato bene, perché se pensiamo invece che nel Maine e nelle coste degli Stati Uniti in questo momento stanno subendo un'invasione dei nostri granchi verdi che non sanno raccogliere moecati e sono disperati perché tutto sommato non è un gran prodotto, cioè nel senso puoi fare sì una bisque, puoi fare un brodo, però non hanno polpa dentro.